Una volta è stato un colloquio fra gente di Oliena e Dorgali, il latitante qui, vicino ad Oliena in questa collina Bonaera. È andato in questo mentre uno per fare legna. Allora è sceso un bandito e l'ha mandato via da qua. Quell'uomo se n'è andato e ha portato i carabinieri, ha fatto la spia, è andato dove i carabinieri, ha portato 2 carabinieri. In caserma ha trovato soltanto 2 carabinieri. Questi 2 carabinieri sono andati forse che volevano un po' di onore per dire che hanno ammazzato capobanda così, E hanno dato fuoco da sopra la collina, loro erano sotto. Questo bandito di Orgosolo voleva scappare, che era il compare di Ciucolbito. E le diceva: compare, non scappare, guardate bene da dove parte il tiro. Lui è scappato e hanno ferito quest'uomo. Invece Ciucolbeddu badava da dove veniva la fucilata. Allora è sparato lui e il carabiniere l'ha castrato. L'ha tagliato i coglioni con la pallottola. Quando a questo ferito bandito hanno chiesto le medicine, l'hanno dato 2 medicine, uno per risparmarla, una per bere. Perché erano, non so, non l'hanno capita la medicina, quale era da bere e quale era da risparmare. Se invece di risparmarla, quella l'ha bevuta. È morto avvelenato il bandito. Dopo giorni che è morto questo bandito, il carabiniere era all'ospedale. E come era all'ospedale, ha sentito che questo bandito era morto, allora lui si è arciato e ballava, allegro perché aveva ammazzato un bandito. E strappa la ferita e è morto anche il carabiniere all'ospedale. Forte. E com'è? Il nome di Ciucolbeddu era bravissimo, non ammazzava così. Noi troviamo qui all'interno della grotta negli strati superiori delle ceramiche di epoca nuragica. Quindi possiamo supporre che l'uomo ha vissuto in questa grotta per un arco di più di 1500 anni. Well, we know deposits are young. We find most of the bones associated with pottery and leftovers of human beings. You may consider this as kitchen garbage. And another problem is how come these animals in caves in general and in particular in Corbedo Cave? We really don't know exactly how Prologus did live, but tracing from this cave to other deposits, we know that Prologus lived here in older deposits also, in which there are no remains of man or his pottery or works or anything of this sort. So that you can have fairly similar accumulations with very abundant Prologus without any trace of man. And in this case, if it's in a fissure, if the deposit of the bones is in a fissure, it may be that some bird of prey, like an owl, was perching there, and the remains of the meals of this bird would drop down and accumulate fairly rapidly. What they usually do with the skull, for example, is to break it. There's a plane across the skull where it breaks very easily. However, I've seen skulls of rats from New Guinea, which have been eaten by people, and people do the same thing. They break the skull and eat the brain. So whether that is naturally from an owl or whether people might have done something like that, we don't know. Corbedo, Giovanni Giuseppe. Corbedo, era un suo parente? No. E come mai lei ha lo stesso cognome? Sono altri cognomi. Io sono Corbedo, voi Giovanni Giuseppe. Lui non mi ricordo bene, ma può darsi che sia Corbedo Salis. Questo dico così, no? C'è che sia certo. Contato scarichi cosa avete Corbedo? Sì, ci racconto ma da sopra. Adesso come? Un bravo uomo, onesto anche latitante, in gamba. E isso si trattava tanto a usti un latitante re della macchia. Così che insomma altre cose. Allora rapidamente che episodio, tu spia, promore do spia, di gusto, di sattere, gai. A uso battibecco un andamento, ci sta un attacco in Bonaera, usto sì. Però se vedi isso, ecco, non lo so. Se non vedi, altrettanto.